Gesti quotidiani che diventano semplici e sicuri con le porte da garage Ballan. Perché le porte basculanti MyFusion assicurano la massima qualità costruttiva, silenziosità e un ottimo isolamento termico, con la sicurezza della marcatura CE. Porte basculanti per tutte le dimensioni di garage, perfettamente integrate in ogni contesto. MyFusion, le porte basculanti che tutti i garage si possono permettere. Con Ballan, il futuro è alle porte. Che eleganza! Guarda che sicurezza! Wow, che precisione! Mai vista una porta da garage così performante. Ballan, le porte basculanti che tutti i garage vorrebbero avere. Amici appassionati di ciclismo, ben ritrovati e un buon pomeriggio da parte mia e di tutta la squadra di ciclismoweb.net che oggi ritorna a farvi compagnia proponendovi il Giro del Veneto per la categoria Juniores, manifestazione giunta alla seconda edizione. Ieri si è corsa la prima tappa di cui vi daremo ampia sintesi e ampia informazione durante questa diretta che sarà dedicata invece alla seconda frazione partita poco più di un'ora fa da Cartigliano in provincia di Vicenza e che arriverà a Verona, in centro a Verona, proprio in piazza Bra di fronte all'Arena di Verona, al termine di una frazione che nella seconda parte dal punto di vista tecnico propone anche le asperità più importanti. Stiamo parlando di una categoria, quella juniores, particolarmente diciamo così di grande rilievo. Alla partenza di questa edizione del Giro del Veneto quasi 200 atleti distribuiti in 34 formazioni e c'è tantissima qualità in una categoria dove il ciclismo comincia già ad essere qualcosa di rilevante e di importante. Qui con l'aiuto della grafica andiamo anche a scoprire diciamo la presentazione di questa frazione. Queste immagini che state vedendo riguardano l'edizione del 2023 con il ricordo di una tragedia che allora era appena avvenuta, è passato poco più di un anno dalla scomparsa di Jacopo Venzo, tra l'altro il giovane ragazzo che proprio a Cartigliano era nato, a cui è dedicata alla memoria questa seconda frazione del Giro del Veneto 2024. Qui stiamo vedendo l'aspetto planimetrico con questa cartolina in formato 3D che ci dà, diciamo così, la spiegazione appunto dal punto di vista planimetrico di questa frazione che misura globalmente 98 km e 300 metri, che si sviluppa da Cartigliano in provincia di Vicenza a Verona in piazza Bra, dove sarà posto l'arrivo, caratterizzata da 2 Gran Premi della montagna, uno di seconda e uno di terza categoria, e da 2 traguardi volanti disseminati lungo il percorso. Pertanto una frazione particolarmente attesa dopo la cronometro a squadre inaugurale che si è tenuta ieri a Padova, in Prato della Valle, molto spettacolare. Qui vediamo la regia ci propone invece l'aspetto altimetrico di questa frazione con i 2 Gran Premi della montagna che li vedete a Castelcerino, Gran Premio della montagna di seconda categoria al chilometro 70 e il secondo Gran Premio della montagna a Colognola ai Colli al chilometro 81, prima di
di planare su Verona e ad andarsi a giocare il successo in questa seconda frazione. Abbiamo diversi contributi, chiaramente, prima di darvi un primo aggiornamento su quanto sta accadendo in corsa. Nel frattempo vi posso anticipare che i corridori stanno interpretando come da previsioni in modo molto animato e molto vivace questa seconda frazione, dopo che si è tenuta, ribadisco, la cronometro a squadre nella giornata di ieri a Padova. Io direi a questo punto di partire con uno dei contributi che abbiamo a disposizione, che riguarda la cartolina che ci descrive la località di partenza, ovvero Cartigliano. Cartigliano è un comune di 3.700 abitanti, situato nella provincia di Vicenza, a 2 passi da Bassano del Grappa e Marostica. Affacciato sulla riva sinistra del fiume Brenta, affonda le proprie radici nel VI secolo d.C., quando fu fondato dalla gens Cartiglia. Feudo degli Ezzelini nel XVI secolo ha visto la nascita della splendida Villa Morosini Cappello, oggi sede municipale, fatta costruire dalla famiglia Morosini, una delle più antiche e prestigiose della Serenissima Repubblica di Venezia. Ancora oggi, Villa Morosini Cappello è una delle testimonianze di un passato ricco di storia e di fascino, di un comune caratterizzato da un tessuto sociale ed economico vivace e produttivo. La partenza della seconda tappa ha avuto però un significato speciale. Si corre infatti nel ricordo di Jacopo Venzo, giovane juniores di Cartigliano tragicamente scomparso lo scorso anno al Giro d'Austria. In sua memoria, la carovana del Giro del Veneto Juniores si è radunata sulle strade di Cartigliano per partire verso un nuovo traguardo con Jacopo nel cuore. Ed è proprio con le immagini del povero Jacopo che si è chiusa questa cartolina di presentazione della località di partenza di oggi, ovvero di Cartigliano, dove lui era nato il 29 giugno del 2006. Proprio ieri sera a Villa Morosini il sindaco, nonché grande appassionato di ciclismo di Cartigliano, Germano Racchella, ha organizzato una serata per parlare di tematiche inerenti al ciclismo giovanile, e a quella serata, appunto, ieri sera ho avuto il piacere di partecipare e anche la possibilità di conoscere Francesco e Jessica, i genitori di Jacopo, che stanno vivendo questa tragedia che ha colpito la loro famiglia veramente con grandissima dignità, ed è stato doveroso ricordare in questa occasione, proprio nella località in cui lui è nato, in occasione di questa partenza, ricordare Jacopo, che rimarrà vivo in tutti noi, il suo ricordo per sempre. E i suoi colleghi, i ragazzi con cui fino all'anno scorso condivideva la gioia di pedalare in gruppo, hanno voluto stamani chiaramente dedicare a lui un ricordo ed un pensiero. Qui siamo con le immagini registrate stamani alla partenza, con la presentazione delle varie formazioni e delle, diciamo così, delle tante squadre presenti a questa seconda edizione del Giro del Veneto. Come vi dicevo, sono ben 34. C'erano circa 200 iscritti, 197 per l'esattezza, 192 i corridori che hanno preso il via. Vedete che alcuni corridori hanno già le maglie, le varie maglie, sono ben 5 delle varie classifiche: la maglia rossa della classifica generale sponsorizzata da Polo SPA, la maglia beige del Gran Premio della Montagna sponsorizzata da Cherry Bank, la maglia verde della classifica dei giovani sponsorizzata da Gel Group,
Group, la maglia dei traguardi volanti, maglia arancione sponsorizzata da Salumi Coatti, e la maglia della classifica a punti, la maglia viola sponsorizzata da Maglificio Giordana. Ecco, avremo modo durante questa diretta e anche quelle dei giorni prossimi, di domani e di dopodomani, perché questa manifestazione dura 4 giornate, iniziata ieri, 17 luglio appunto con la cronometro squadra, e terminerà a Selve di Teolo in provincia di Padova, dove ha la sede chiaramente la Polo SPA, che è lo sponsor principale della ciclistica Padovani, società organizzatrice. Si concluderà appunto domenica. Una prima edizione, dicevamo, tenutesi nel 2023, che ha avuto un grandissimo e ampissimo successo, e era doveroso pensare fin da subito, nel luglio dell'anno scorso, all'edizione 2024, di cui stiamo vedendo queste belle immagini della partenza stamani da Cartigliano, con i responsabili, i 2 vicepresidenti, Martino Scarso e Alberto Ongarato della Ciclisti Padovani, con Germano Racchella, primo cittadino di Cartigliano, e anche con Francesco Venzo, il papà del povero Jacopo, che non ha voluto mancare stamani appunto, ed è stato proprio lui a dare il via, come ci testimoniano queste immagini, per questa seconda frazione che, come vi ho già ricordato, misura complessivamente 98 km e 300 metri, un dislivello generale di 650 metri, nulla di trascendentale. Avremo modo di parlare anche delle frazioni che attendono i corridori domani e dopodomani. Ecco, insomma, soprattutto domani la situazione dal punto di vista altimetrico si fa molto più impegnativa. Questo tratto proprio di fronte, in centro a Cartigliano, di fronte a Villa Morosini, di trasferimento, un trasferimento di circa 500 metri, per poi dare il via ufficiale e dare il via alle danze. Io direi a questo punto terminiamo di vedere questo contributo di queste immagini registrate dalla partenza, torniamo in studio prima di dedicarci alle interviste. Se è possibile, chiedo alla regia, avere già le prime immagini live per darvi un aggiornamento. Vediamo se abbiamo un attimo che dovremo partire. La corsa, no, non siamo ancora pronti, comunque la corsa è arrivata a circa il 50° chilometro, c'è una fuga in atto, un gruppo di 7 atleti, poi andremo chiaramente a documentarvi il tutto, che ha un vantaggio di circa 1 minuto sul gruppo principale. Io direi appunto, in attesa che arrivino le prime immagini, di andare anche con un blocco di interviste, il primo blocco che riguarda il sindaco appunto di Cartigliano, Germano Racchella, e il direttore sportivo Alessandro Coden, direttore sportivo della Campana Imballaggi, la formazione per cui correva il povero Jacopo Venzo. Prego la regia di partire con il primo contributo. Siamo con il primo cittadino di Cartigliano. Oggi il Giro del Veneto parte da qui con una motivazione speciale. Sì, una promessa mantenuta all'ultimo saluto che abbiamo dato a Jacopo Venzo, che purtroppo l'anno scorso ci ha lasciato. Avevamo promesso che lo ricordavamo con qualcosa di speciale, è più speciale di una corsa di juniores, che era la sua categoria, con 240 atleti che partiranno, una marea di colori, una marea di sorrisi. Penso sia il miglior saluto e ricordo che possiamo dare a Jacopo. E in più c'è questa splendida location che ha aperto le braccia davvero al Giro del Veneto. Beh, questa location ha aperto le braccia al Giro del Veneto, e non solo, perché oramai da più di qualche anno ci sono anche dei convegni che parlano soltanto di ciclismo. Basti pensare a ieri sera, avevamo Silvio Martinello, Pippo Pozzato, il presidente regionale della federazione, che abbiamo parlato proprio dei giovani e il ciclismo. Alessandro Coden, direttore sportivo della Campana Imballaggi Geotex Trentino. Oggi partire da Cartigliano per tutta la carovana ha un significato speciale, ma per voi ancora di più. Sì, Andrea, come hai già detto te, è un'emozione particolare e speciale. Come hai visto prima nella presentazione della squadra, è stata un po' emozionante per noi, in quanto questo qua è il paese di Jacopo Venzo, per chi non lo sa, scomparso l'anno scorso tragicamente. È stata un'emozione sia per noi, per il direttore sportivo degli juniores Mattia Res, e per tutto il gruppo, tutto il team Campana Imballaggi Geotex Trentino. Cosa dire? Niente, l'hanno ricordato anche al Giro dell'Austria ieri, e non so cosa dirti.
È significativo però che una corsa importante come il Giro del Veneto renda omaggio ad un giovane ragazzo che sarebbe dovuto essere protagonista su queste strade, no? Sì, è significativo perché Jacopo, secondo noi, era un grandissimo atleta e poteva diventare un qualcuno. È successo quello che è successo, ci dispiace proprio, non riusciamo neanche a darci pace. Io lunedì e martedì ero in Austria alla KTM e mi è venuto alla sera un'idea, non sapevo cosa fare e sono andato a fare un giro dove sono successi i fatti. Oggi però intanto bisogna correre, bisogna partire, c'è la corsa da seguire, si parte da Cartigliano e si arriva a Verona. Che tappa sarà, che tappa hai spiegato ai tuoi ragazzi? Ma allora, più che io l'ha spiegato Mattia, però insomma con Mattia c'è una certa sintonia, abbiamo detto che prima di tutto oggi bisogna, se è possibile, fare un regalo a Jacopo. Ci sono queste due piccole salitelle, faranno non penso tanta differenza, comunque speriamo bene per tutti. Abbiamo sentito Germano Racchella ed un emozionatissimo, non poteva essere altrimenti, Alessandro Coden, uno dei responsabili della formazione per cui era tesserato e per cui correva Jacopo Venzo, la Campana Imballaggi Geotex Trentino, che abbiamo sentito, mi ha particolarmente colpito, che qualche giorno fa si trovava appunto in Austria e ha voluto ritornare dove è accaduta la tragedia. Jacopo stava scendendo dal Mistelbacher Berg, una salita, era il Giro dell'Alta Austria, una manifestazione dedicata appunto alla categoria juniores. Era il 21 luglio 2023 e trasportato in ospedale qualche giorno dopo purtroppo Jacopo scusate, non ce l'ha fatta. Bene, dopo questo doveroso ricordo, necessario ricordo, concentriamoci sulla corsa. Stiamo vedendo le prime immagini di questo gruppetto forte di 7 unità. Vediamo anche i loro dorsali, con il dorsale 75 Kevin Ravaioli della Gottardo Giochi Caneva, con il dorsale 81 Cristian Bonini del gruppo sportivo Aspiratori Otelli, con il 94 Thomas Rigamonti del pool Cantù, con il 175 Marco Merola della Polisportiva Monsumannese, con il 211 Fabio Banfi della Società Ciclistica Fagnano Nuova, con il 256 Florian Zambianchi della Travel and Service Cycling Team e con il 265 Nica Paolo del team Ecotech. Hanno un vantaggio che in questo momento viene cronometrato in 1 minuto e 10 il ritardo del gruppo. Vedete sulla destra dei vostri schermi, dei devices dove state seguendo questa diretta, sulla sinistra la testa della corsa, i 7 atleti che vi ho poc'anzi elencato, sulla destra invece il gruppo che viene cronometrato appunto con un ritardo di 1 minuto e 10 e in testa al quale ci sono alcune formazioni che stanno cercando naturalmente di tenere sotto controllo la situazione. Ora chiedo alla regia, prima di concentrarci definitivamente su quanto sta accadendo, nel frattempo vi do anche informazione che c'è stato il primo traguardo volante al chilometro 48 di gara a Montebello Vicentino, dove è passato in prima posizione Marco Merola davanti a Kevin Ravaioli e Florian Zambianchi in terza posizione. 3 corridori che fanno parte del gruppo di 7 che sta guidando la corsa. Chiedo alla regia a questo punto di mandare il secondo contributo di interviste che riguarda in questo caso alcuni atleti, protagonisti già ieri e attesi protagonisti anche nelle prossime giornate. Si tratta di interviste che sono state rilasciate al nostro Andrea Fin di Filippo Cettolin, Giacomo Rosato e Alessio Magagnotti. Prego la regia. Filippo Cettolin, la condizione per la Borgo Molino Vigna Fiorita c'è, ma ieri avete pagato pochi centesimi di ritardo. Un secondo posto che vi ha soddisfatto oppure che vi ha dato più motivazioni a fare bene oggi? Sicuramente il secondo posto per pochi centesimi ci ha lasciato un po' di rammarico in bocca. Siamo qui per far bene e cercheremo di ottenere il massimo risultato. Oggi sulla carta è una tappa per velocisti, ma l'arrivo in volata non è scontato. Tu hai dimostrato già domenica a Col San Martino di saper arrivare anche in fuga se serve.
Sì, sicuramente oggi non è una tappa facile, ci sono un po' di salite che potrebbero fare molta selezione, vedremo con la squadra come gestire al meglio. Giacomo Rosato al via della seconda tappa del Giro del Veneto. Intanto ieri il debutto nella cronometro squadre non è andato male, siete lì in classifica. Sì dai, è andata abbastanza bene, abbiamo fatto quarti, abbiamo preso 5 secondi che tutto sommato non è neanche tantissimo e niente dai, adesso vogliamo rifarci sicuramente sia la tappa di oggi e soprattutto quella di domani. Si arriva a Verona, tu non pochi giorni fa hai vinto proprio una cronoscalata in terra veronese che arrivava a Cerro Veronese, oggi si scala a Castelcerino. Sarà una tappa da ruote veloci o ci si potrà già provare su queste rampe? Ma vediamo, secondo me sarà un arrivo di 20-30 corridori e ruote abbastanza veloci, ecco. E il team Fratelli Giorgi è attrezzato anche per questo? Sì, certo, abbiamo Eliandre House e Mellano che possono far bene su questi arrivi qua di gruppo ristretti e dai, vediamo cosa fare, ecco. Alessio Magagnotti al via della seconda tappa del Giro del Veneto dopo aver vinto con la tua squadra la cronometro squadra. Intanto la nottata com'è passata? È stato molto emozionante ieri vincere per pochi centesimi. La nottata è passata, dai, siamo tranquilli, oggi cerchiamo di fare il meglio. Ci siamo ripresi abbastanza dalla malattia che ho passato, ora vorrei far bene oggi. Sulle tue spalle la maglia verde di leader della classifica dei giovani, ma oggi si arriva sulle strade di casa per l'Autozai Country. Ieri Cristian Remelli ha già iniziato a tirarti la volata, ha detto che è un arrivo per te. Sì, ci puntiamo, speriamo di arrivarci con le gambe giuste e portarla a casa, insomma. Ci sono 2 salite da affrontare, chi temi di più e secondo te che finale vedremo? Ma ci sono avversari molto forti, e in salita sicuramente ce ne sono tanti più forti di me e il finale sarà tutta una sorpresa anche perché è in linea. Io l'ho visto per video il finale, ma sarà una sorpresa, vedremo. Ritorniamo in studio e ritorniamo soprattutto con le immagini in diretta. Abbiamo sentito dalle interviste, avete potuto notare, alcuni atleti già con le maglie, chiaramente con alcune maglie delle 5 che sono in palio indossate, perché ieri c'è stata la cronometro a squadre, una prova molto spettacolare sulla distanza di 6 km e 100 metri che si è tenuta a Padova, con partenza e arrivo dal Prato della Valle, la bellissima piazza di Prato della Valle che ha ospitato anche nell'ultima settimana dell'ultimo Giro d'Italia, lo scorso 23 maggio, l'arrivo di una tappa tra l'altro che ha avuto un grande successo e un grande riscontro di pubblico con il successo del belga allo sprint Tim Merlier. Pertanto prima di andare a vedere un ampio contributo di quanto è accaduto ieri, vediamo intanto la situazione, la vedete sulla sinistra, sempre i 7 corridori al comando e sulla destra il gruppo al loro inseguimento lanciatissimo, qui qualche problema per i 7 al comando nell'attraversamento di questo tratto particolarmente tortuoso. Prima di andare a vedere l'ampio servizio su quanto è accaduto ieri vi do anche cronaca e conto chiaramente di cosa è accaduto. Il successo dell'Autozai Country con Remelli, Magagnotti, Vagliavez, Garbi, Idrizi e Anastasia, 7 minuti 13 secondi e 16 centesimi. Perché sono importanti i centesimi? Perché hanno vinto nei confronti della Borgomolino Vigna Fiorita che schierava Cettolin, Casagrande, Bessega, Montagnier, Marchi e Turri per soli 32 centesimi, quindi la differenza è stata minima tra queste due formazioni che ci sono contese la prima posizione. In terza posizione a 4 secondi di ritardo la BS Carrera, in quarta posizione il Team Giorgi con un ritardo di 5 secondi, in quinta posizione il Pool Cantù GB Junior Team con 6 secondi di ritardo appunto dall'Autozai, in sesta posizione l'Industria Forniture Moro, in settima la Società Ciclistica Fagnano Nuova, in ottava posizione la Work Service Coratti, in nona posizione la Bustese Olonia, in decima posizione la Faizanè CSZ Sandrigo Bike. La classifica generale, chiaramente con i corridori dell'Autozai Country ad occupare le prime posizioni, con Cristian Remelli che veste
la maglia rossa di leader della classifica generale, la maglia viola giordana della classifica punti sulle spalle di Filippo Cettolin della Borgo Molino Vigna Fiorita, la maglia beige sponsorizzata da Cherry Bank, classifica il Gran Premio della Montagna, sulle spalle di Davide Quadriglia, BS Carrera. Oggi sono in programma anche i primi veri Gran Premi della Montagna, quindi ci sarà molto probabilmente un cambiamento anche su questa classifica. La maglia arancio Salumi Coatti della classifica dei traguardi volanti sulle spalle di Ludovico Maria Mellano del team Giorgi, e la maglia verde Gel Group di miglior giovane, come abbiamo visto nell'intervista, sulle spalle di uno dei favoriti, tra l'altro, della tappa di oggi, ovvero Alessio Magagnotti dell'Autozai Contri. Questi sono i 5 atleti che stanno portando in questa seconda frazione, partita da Cartigliano e che arriverà a Verona dopo aver attraversato e scollinato su 2 Gran Premi della Montagna, i corridori, gli atleti appunto che sono i portatori delle varie maglie. Allora, con questa situazione ora vediamo se Radio Informazione è in grado di darci anche un aggiornamento. L'ultimo aggiornamento, quando siamo circa al 61esimo chilometro di gara, con la testa della corsa sempre formata dopo che si è attraversato il centro abitato di Soave dai 7 atleti che vediamo inquadrato, il loro vantaggio è cronometrato in questo momento in 51 secondi nei confronti del gruppo. Prima di dedicarci a questo punto anche alla parte tecnicamente più interessante di questa seconda frazione, io direi che è arrivato il momento di andare a vedere quanto è accaduto ieri, anche con il contributo delle immagini e delle interviste, un contributo, una sintesi che dura qualche minuto, circa 7 minuti, commentata dal nostro Andrea Fin, di quanto è accaduto ieri a Padova e come si è arrivati ai risultati che vi ho poc'anzi citato. Prego la regia. Prato della Valle, nel cuore di Padova, tirato a festa per la prima tappa del Giro del Veneto Juniores, grazie all'organizzazione della SC Padovani, che anche quest'anno ha scelto questa bellissima location per la cronometro a squadre d'apertura, che ha assegnato le prime maglie e ha fatto registrare i primi equilibri in classifica generale. Un Giro del Veneto che si presenta in grande stile, quello che è partito da Prato della Valle, con ben 192 atleti al via, in rappresentanza di ben 33 formazioni diverse. E allora, prima di addentrarci nella cronaca di gara, andiamo ad ascoltare il saluto del presidentissimo dell'SC Padovani, Galdino Peruzzo, e dell'assessore allo sport del comune di Padova, Diego Bonavina. Galdino Peruzzo, SC Padovani in cabina di regia. Oggi si parte da Prato della Valle per la seconda edizione del Giro del Veneto Juniores. Ancora una volta una grande manifestazione. Sì, si parte con un po' di calore, i ragazzi non si stanno neanche scaldando perché non hanno bisogno. Stiamo partendo, fra poco si partirà e calerà un po' anche la tensione sicuramente. Un Giro del Veneto sulla carta impegnativo, sicuramente selettivo, con un gran bel lotto di atleti al via. Sì, però allo stesso tempo cerchiamo di far arrivare un po' tutti i ragazzi, perché è importante che diamo un po' anche di stimolo anche a loro. È duro, magari sabato è un po' duro, sì, ma siccome penso che arriveranno un po' tutti, insomma. E il nostro obiettivo è quello di farli arrivare tutti. Siamo con l'assessore allo sport del comune di Padova, Diego Bonavina. Dal Giro d'Italia al Giro del Veneto Juniores, il palcoscenico però è sempre quello di Prato della Valle. Beh, è un palcoscenico spettacolare, devo dire che è stata una tappa unica quella dal 23 maggio a quella odierna, perché abbiamo sicuramente negli occhi ancora quello spettacolo dell'arrivo del Giro d'Italia, ma questo è un altro spettacolo veramente meraviglioso, tantissimi ragazzi giovani che corrono e quindi credo che già questo debba meritare un applauso, ma poi un'organizzazione fantastica, un ringraziamento all'organizzazione, a tutti i volontari, alla polizia locale che dà un supporto incredibile. Sappiamo di evidentemente qualche disagio, ma ne vale la pena perché, ripeto, è una competizione ormai che al secondo anno di vita sta avendo un risalto pazzesco, non solo a livello nazionale, lo dimostra il fatto che ci sono delle squadre anche che sono non italiane, di questo ne siamo felici e speriamo sempre che possa continuare, perché questo spettacolo è lo spettacolo giusto per Padova, per Prato della Valle e per tutti gli atleti.
6 km e 100 metri disegnati interamente nelle strade del cuore di Padova, con partenza e arrivo dalla suggestiva piazza di Prato della Valle, la più grande d'Europa dopo la Piazza Rossa di Mosca. Ebbene, i 192 protagonisti del Giro del Veneto sono stati chiamati a mettersi alla prova su queste strade per andare a stabilire quali sono i primi equilibri in classifica generale. La prima formazione a fare il tempo di riferimento è stata la Faizané CSZ Sandrigo Bike, che ha fermato i cronometri in 7 minuti 26 secondi e 50 centesimi, un tempo che è rimasto là in vetta alla classifica per diversi minuti, sino a quando a migliorarlo ci hanno pensato gli uomini della Paul Cantù GB Junior Team, che sono riusciti a chiudere in 7 minuti 18 secondi e 95 centesimi. Questo il tempo fatto segnare da San Filippo, Travella, Dentelli, Rigamonti, Luciani e Giulian Bortolami. Dopodiché a scendere in strada e a viaggiare come un treno sono stati i bresciani della BS Carrera, con Quadriglia, Milesi, Godizzi, Lavelli, Lazzarotto e Scaglia sono riusciti a migliorare di un secondo e poco più il tempo fatto segnare prima dalla Paul Cantù, ma a mettere tutti d'accordo sono stati i gialloneri dell'Autozai Contri, con Remelli, Magagnotti, Vagliavez, Garbi, Idrizzi e Anastasia, che sono riusciti a migliorare il tempo di coloro che li avevano preceduti, chiudendo in 7 minuti e 13 secondi. Non sono riusciti a fare meglio di loro nemmeno i portacolori del team Giorgi, che pure all'intertempo erano distanziati di appena 40 centesimi, mentre la Borgomolino Vigna Fiorita, con Cettolin, Casagrande, Bessega, Montagnier, Marchi e Turri, hanno chiuso ad appena 32 centesimi dall'Autozai Contri, e dunque la prima maglia rossa del Giro del Veneto Juniores Targato 2024 finisce sulle spalle di Cristian Remelli, e lui il leader della graduatoria generale davanti ai compagni di colori. Quindi seconda posizione per i portacolori della Borgomolino Vigna Fiorita, staccati di 32 centesimi, a poco meno di 4 secondi gli uomini della BS Carrera, quindi il team Giorgi a 5 secondi e la Paul Cantù a poco meno di 6 secondi. Seguono l'Industrial Forniture Moro CG Capital, la SC Fagnano Nuova, il gruppo sportivo Work Service Coratti, la Bustese Olonia e la Faizané CSZ Sandrigo Bike. Sul palco delle premiazioni un vero e proprio parterre di grandi ospiti, con Alessandro Petacchi, Filippo Pozzato e poi anche il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni, e soprattutto con il padovano Marco Marcato, osservatore interessato di questa prova. Marco Marcato, ex professionista padovano, oggi DS della UAE di Tadej Pogacar, a vedere la prima tappa del Giro del Veneto Juniores, una categoria questa che ha sempre maggiore importanza. Ma sicuramente è una categoria, insomma, un po' il futuro del ciclismo. Da qui già si cominciano a vedere quelli che saranno un po' un domani i papabili campioncini, quindi ci vuole sempre un occhio di riguardo. Fortunatamente qui a Padova, insomma, grazie anche alla ciclisti padovani, abbiamo questo grande evento, appunto il Giro del Veneto Juniores, e fa sempre piacere vedere che, insomma, anche le istituzioni locali ci credano e fanno sì che si possano organizzare questi bellissimi eventi. Il Giro del Veneto, che si appresta a ripartire da Cartigliano, dunque avrà come leader della classifica generale Cristian Remelli. Molta soddisfazione nelle sue parole dopo il traguardo, lo abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Cristian Remelli, la cronometro a squadra è andata all'Autozai Contri, la prima maglia rossa finisce sulle tue spalle, una grande soddisfazione oggi qui a Padova. Sì, una grandissima soddisfazione, sapevamo che potevamo far bene. E abbiamo un po' sbagliato nel finale, non c'è stata un po' di compressione, però per fortuna non abbiamo compromesso la corsa. Per un Giro del Veneto che inizia nel migliore dei modi per voi, domani ad attendervi c'è l'arrivo a Verona, si passa dalle strade di casa per l'Autozai Contri. Sì, esatto, corriamo in casa, vogliamo far bene, magari cercare di arrivare in volata con Maga, che sappiamo essere molto forte, e nulla, speriamo di cogliere il massimo risultato come oggi. A chi dedichiamo il successo di oggi? La dedica va a tutta la squadra, ai compagni, agli sponsor e al presidente, e soprattutto anche alla mia famiglia.
Eccoci ritornati con le immagini in diretta e con il commento del sottoscritto. Nel frattempo, come vedete, la situazione è cambiata perché il gruppo è riuscito a raggiungere, proprio in vista dell'inizio della salita di Castelcerino, primo Gran Premio della Montagna di giornata, primo Gran Premio della Montagna di questa seconda edizione del Giro del Veneto dedicato alla categoria Juniores. Vediamo con il dorsale numero 45 Tommaso Quaglia e con il dorsale 213 D'Alessandro Nicolò della Società Ciclistica Fagnano Nuova, e invece del team Giorgi Tommaso Quaglia. Sono i due corridori che hanno preso il largo dopo che c'è stato il ricongiungimento tra il gruppo e i 7 battistrada che hanno caratterizzato la prima parte appunto della frazione. Siamo sul Gran Premio della Montagna, vi dicevo, di Castel Cerino, una salita di seconda categoria, catalogata di seconda categoria, di oltre 6 km, che quindi potrebbe già creare una prima selezione, anche perché l'andatura fino a questo momento è stata un'andatura particolarmente vivace, quindi la stanchezza sta già facendo capolino nelle gambe e nella testa dei corridori. Abbiamo visto tanti contributi, stiamo vedendo delle bellissime immagini, stiamo cercando chiaramente di proporvi anche un prodotto di qualità e per fare queste cose chiaramente c'è una squadra. Il sottoscritto vi racconta ciò che voi vedete e che io sto vedendo, ma tutto questo è grazie chiaramente alla squadra di ciclismoweb.net, qui in regia a Cartigliano, tra l'altro sede della località di partenza della tappa di oggi, insieme al sottoscritto Manuel Cantone e Fabio Simonetto, che stanno gestendo e coordinando il lavoro di tutta la squadra, che su Moto 1 vede Andrea Fina alle riprese con Silvano Daros alla conduzione del mezzo, su Moto 2 Marco Belli alle riprese e Sante Garlanta alla conduzione appunto del mezzo, e poi abbiamo a disposizione un drone, già avete visto delle belle immagini sia di stamani alla partenza sia di ieri a Prato della Valle a Padova, che è gestito da Andrea Tonin. Proprio ritornando a ieri abbiamo sentito le entusiastiche interviste di Galdino Peruzzo, presidente della Ciclisti Padovani, nonché titolare della Polo SPA, ma soprattutto grande appassionato di ciclismo. Diego Bonavina, raggiante assessore del Comune di Padova, assessore allo sport e non solo, che ha ancora negli occhi il successo che non solo di quanto si è vissuto ieri in Prato della Valle, ma anche della frazione del Giro d'Italia conclusasi lo scorso 23 maggio proprio a Padova, in Prato della Valle, con il successo di Team Merlier. Abbiamo sentito Marco Marcato, ex professionista padovano, ora fa parte dello staff tecnico della UAE Emirates, formazione che ha tra le proprie file Tadej Pogacar, che ha vinto l'ultimo Giro d'Italia e che è in maglia gialla a 3 giorni dal termine al Tour de France, e anche colui che veste la maglia di capoclassifica, vale a dire Cristian Remelli. Con le immagini stiamo transitando al Gran Premio della Montagna di Castelcerino e mi è sembrato di vedere proprio Tommaso Quaglia transitare in prima posizione ad aggiudicarsi i punti del Gran Premio della Montagna. Ritorniamo in studio, abbiamo una scaletta, abbiamo diversi contributi da farvi vedere, però prima di continuare con i contributi e con le immagini in diretta, Manuel Canton dalla regia mi indica che è arrivato il momento di proporre anche il primo blocco pubblicitario. Pertanto andiamo con la pubblicità, ma rimanete lì perché torniamo prestissimo. Il bello del ciclismo è che attraverso le gesta dei propri protagonisti riesce a raccontare tante storie e un intero territorio. Sei anche tu un organizzatore, perché non fai vedere la tua corsa in TV e sul web? AFC Media SRL è pronta per offrirti tutti i servizi necessari per la produzione video e per la sua distribuzione. Extra ciclismo, ciclismo web, sintesi, dirette con il commento da studio e i collegamenti sul campo. Insomma, le possibilità sono davvero tantissime. Non perdere tempo, scrivi ad AFC Media SRL.
Ritorniamo in corsa con una situazione che è in continua evoluzione. Chiaramente qui vediamo un gruppo di atleti che nel frattempo è stato superato il primo Gran Premio della Montagna, la salita di seconda categoria di Castelcerino, una salita che era posta al 70° chilometro di gara, che misurava 6 km e 200 metri, una pendenza media del 4,5%. Questa è la testa della corsa, tra poco avremo anche gli aggiornamenti sulla composizione di questo gruppo che sto cercando. Insomma, abbiamo una discreta rappresentanza, ben 3 atleti del team Giorgi. Abbiamo con il dorsale 43 Martin Polania Erreno, con il 44 Maria Ludovico Mellano e con il 45 Tommaso Squaglia. Abbiamo con il dorsale 36 David Zanutta del team Tiepolo Udine, atleta che vedete in questo momento in testa al gruppo. Poi abbiamo con il dorsale numero 2 Santiago Ferraro della Work Service. Vediamo che sfilino gli atleti. Con il dorsale numero 25 abbiamo Andrea Bessega della Borgomolino Vigna Fiorita. Con il dorsale 56 abbiamo Erazem Valiavez della Autozai Country e con il dorsale 213 abbiamo Niccolò D'Alessandro della società ciclistica Fagnano Nuova. Nel frattempo abbiamo anche il passaggio al Gran Premio della Montagna, con il dorsale 44 in prima posizione Maria Ludovico Mellano del team Giorgi, in seconda posizione il 216 Leo Piacentini, in terza della Fagnano Nuova, in terza posizione David Zanutta del team Tiepolo Udine. Questo è il passaggio al Gran Premio della Montagna il primo Gran Premio della Montagna in programma oggi di Castelcerino al 70° chilometro di gara. Questi atleti hanno un vantaggio di qualche decina di secondi nei confronti del gruppo principale. Non ci sono ancora delle informazioni precise su quale sia appunto il vantaggio, ma da notare dal punto di vista numerico la folta presenza degli atleti del team Giorgi che è rappresentato da ben 3 portacolori. Qui ci sono un gruppo di inseguitori, un quartetto di inseguitori che sta cercando di rientrare. Vediamo con il dorsale 115 si tratta di Alessandro Milesi della BS Carrera. Il loro ritardo, vedete questo quartetto che ha nel mirino il gruppo di 8 corridori che sta guidando la corsa. Vediamo se la motoripresa riesce ad avvicinarsi, così riusciamo anche a vedere la composizione esatta di questo quartetto, mentre Radio Informazioni, Radio Corsa segnala che ci sono diverse fratture nel gruppo, perché a causa della salita e della successiva discesa chiaramente si è scremato e si è rotto in diversi gruppetti il gruppo. Vediamo con il dorsale numero 1 Consolidani Leonardo del team Work Service Coratti, in ultima posizione, in quarta posizione di questo quartetto, con il dorsale 146 Nicola Tomasella delle Industrial Forniture Moro. E poi vediamo se riusciamo a cogliere anche il dorsale del quarto atleta che in questo momento sta chiudendo il quartetto, ora si trova in penultima posizione. E vi daremo anche la composizione esatta e tra poco avremo un gruppo abbastanza folto di ben 12 atleti in testa alla corsa. Eccolo qua, si tratta del dorsale 201 e si tratta di Giacomo Casadio del team General System. Quindi questo gruppo di 12 atleti, ora andiamo a fare una veloce recap per dare la composizione
completa e corretta, gruppo di 12 atleti, vedete che non c'è una grandissima collaborazione, insomma si sta evidentemente, non tutti hanno le idee molto chiare su cosa sia più opportuno e più utile fare in questo frangente. Vi ricordiamo che abbiamo già superato il primo Gran Premio della Montagna, quello di Castelcerino, che era anche dei due quello più impegnativo, una salita di oltre 6 km. Vedete che così da queste immagini, insomma, il vantaggio degli uomini al comando, del gruppo di 12 atleti al comando, è un vantaggio considerevole. Sono rappresentate diverse formazioni anche di grande livello, con atleti chiaramente di grande qualità, e pertanto immagino che alle loro spalle ci siano i compagni di squadra che stanno facendo buona guardia. Al chilometro 80 di gara, al chilometro 81 per l'esattezza di gara, i corridori affronteranno il secondo Gran Premio della Montagna, di terza categoria questo, quello posto a Colognola ai Colli, una salita di poco inferiore ai 5 km con una pendenza media del 2,9%. Non è un caso che sia catalogata di terza categoria rispetto a quello di Castelcerino, che invece era un seconda categoria, più lungo, 6,2 km, quasi 1,5 km più lungo, e con una pendenza media del 4,5%. Ecco, sulla sinistra vedete la testa della corsa, sulla destra invece il gruppo, o perlomeno l'avanguardia del gruppo. In entrambi i casi non c'è quella determinazione che insomma ci si aspetterebbe. Vedete che davanti si sta pedalando, sì, ma imprimendo una velocità tutto sommato regolare. Nel gruppo invece, nell'immagine di destra, sembra che proprio in questo frangente ci sia qualche formazione che sta tentando di organizzarsi anche su indicazioni delle proprie ammiraglie per capire come interpretare questa fase di gara particolarmente complicata. Siamo nel frattempo a 20 km dal traguardo di Verona, 20 km per la testa della corsa, lo vedete sulla sinistra, un drappello di 12 atleti che sta guidando la gara, sulla destra invece qualcuno che sta cercando di approfittare anche di questo attimo così di non particolare attenzione nel gruppo, per provare tutto solo a riportarsi sul gruppo di 12 atleti che è al comando. Vi ribadiamo anche la composizione di questo gruppo, che sono quegli atleti che sono sottoindicati dalla testa della corsa e che in questo momento sono a schermo intero. Con il dorsale numero 1 Leonardo Consolidani, con il 2 Santiago Ferraro della Work Service Coratti, con il dorsale 25 Andrea Bessega della Borgomolino Vegnafiorita, con il dorsale 36 Davide Zanutta del team Tiepolo Udine, con il dorsale 43 Reno Polania Martin Santiago, con il dorsale 44 Maria Ludovico Mellano, con il dorsale 45 Tommaso Quaglia, tutti e tre del team Giorgi, con il dorsale 56 Erazem Valiavez dell'Autozai Contri, con il dorsale 115 Alessandro Milesi della BS Carrera, con il dorsale 146 Nicola Tomasella della Industrial Forniture Moro, con il dorsale 201 Giacomo Casadio del team General System e con il dorsale 213 Niccolò D'Alessandro della società ciclistica Fagnano Nuova. Questi gli atleti che stanno guidando la corsa. Si è già iniziato a salire verso il secondo e ultimo Gran Premio della Montagna di giornata, quello posto all'81esimo chilometro dei 98 che sono in programma, quindi terminerà esattamente quando mancheranno 17 km al traguardo di Verona, posto nella centralissima piazza Bra, proprio di fronte all'Arena di Verona. Qui gli atleti approfittano anche di questo tratto in salita e di una velocità che per forza di cose è anche più moderata, per raccogliere delle borracce dai loro assistenti, dai vari partner delle varie formazioni, assistenti delle varie formazioni. Stanno salendo verso il secondo Gran Premio della Montagna di giornata e, come vedete, non c'è questa, diciamo così, grandissima collaborazione. C'è una formazione
che ha un'ampia superiorità numerica su tutti gli altri, che è il Team Giorgi con ben 2 atleti, e poi c'è anche la formazione della Work Service con ben 2 elementi. Tutti gli altri sono isolati, non c'è nessuno che abbia, diciamo così, ancora preso in mano la situazione, cercato di, diciamo così, imprimere una soluzione definitiva a questa frazione, e vedremo se al termine di questo Gran Premio della Montagna ci sarà la possibilità per i corridori più veloci di rientrare, di ricucire il gap nei confronti dei 12 uomini al comando e di organizzare il tutto per cercare di mettere nelle migliori condizioni possibili i corridori più veloci delle varie formazioni per sprintare sul prestigioso traguardo di Verona. Sulla destra vedete gli inseguitori, ovvero il gruppo, dove anche nel gruppo si è iniziato a pedalare con maggiore determinazione per provare chiaramente a chiudere sui 12 uomini al comando, e questo viene fatto da quelle formazioni chiaramente che non sono rappresentate, o se lo sono non lo sono come vorrebbero i loro direttori sportivi. Tanta qualità, abbiamo detto, alla partenza di questa seconda edizione del Giro del Veneto dedicato alla categoria Juniores, manifestazione che la Ciclisti Padovani ha deciso di organizzare nel 2023 come, diciamo così, operazione sperimentale, dopo aver organizzato per tantissimi anni la Gran Fondo di Padova, e direi che il successo della prima edizione del Giro del Veneto è stato tale da obbligare, tra virgolette, chiaramente i dirigenti della Ciclisti Padovani a proporre una seconda edizione e a far diventare questa manifestazione chiaramente un punto di riferimento per la categoria, perché ha avuto grande successo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della partecipazione e chiaramente dal punto di vista anche dell'ordine d'arrivo e dei successi che ci sono stati nel 2023. Ricordiamo Edoardo Cipollini il vincitore di alcune frazioni della classifica generale, ora Under 23 nella MBH Bank Colpac Ballan. Qui c'è stata una caduta, una distrazione, mi è sembrato di vedere il corridore caduto David Zanutta del team Tiepolo Udine, che non ho capito bene la dinamica, ma che si è arrotato praticamente con un altro componente del gruppo di testa, un momento di distrazione per il corridore friulano che purtroppo è rovinato a terra. Insomma, la caduta è avvenuta a velocità abbastanza bassa, pertanto non dovrebbe diciamo, aver causato particolari danni. Infatti è il numero 36, è proprio lui che a causa della caduta ha perduto contatto nei confronti del battistrada. Stavamo parlando del successo che ha ottenuto la prima prova, la prima edizione del Giro del Veneto dedicato alla categoria Juniores, un successo tale dal punto di vista anche organizzativo che ci sono state tantissime richieste chiaramente per partecipare e per provare a diciamo così, a far parte. Quindi c'è stato anche un lavoro chiaramente ci sono stati tanti che non hanno potuto essere al via, sono 33 le formazioni che hanno preso il via ieri con la cronometro squadre da Padova, e altrettante purtroppo non hanno trovato posto. Nel frattempo ci stiamo avvicinando al Gran Premio della Montagna, dove i corridori di testa sono già transitati, tra poco saremo in grado di darvi anche il risultato e il passaggio al Gran Premio della Montagna. Il gruppo viene cronometrato quando anche il gruppo sta arrivando al Gran Premio della Montagna. Nel frattempo ha terminato il tratto in discesa invece il gruppo di testa, formato ora da 11 unità, perché si è staccato il dorsale 36 vittima di una caduta David Zanutta, gruppo cronometrato con un ritardo di 1 minuto, quindi c'è assolutamente spazio ancora per provare ad organizzarsi da parte del gruppo e provare a rientrare, ma attenzione, non è da sottovalutare, mancano poco più di 15 km dal traguardo. Vedete che davanti ora si sta pedalando con maggiore determinazione rispetto a qualche chilometro fa, evidentemente si sta annusando la possibilità di arrivare in Piazza Bra sul traguardo di questa seconda frazione. Ora la velocità è leggermente rallentata, 11 corridori al comando, c'è qualcuno chiaramente che non tira, questo innervosisce coloro che invece sono impegnati a tirare, tutto questo a vantaggio invece del gruppo, dove non abbiamo in questo momento immagini, dovrebbe esserci invece
una maggiore organizzazione. Tutto aperto, è ancora tutto in evoluzione per quanto riguarda chiaramente questa seconda frazione che, come vi abbiamo detto, terminerà a Verona. Io direi, se la regia è d'accordo, se Manuel e Fabio sono d'accordo, di andare con la cartolina che ci anticipa insomma le bellezze che tutti conosciamo, ma è l'occasione per rivederle ancora una volta, della città, della sede che ospita l'arrivo di questa seconda tappa del Giro del Veneto, ovvero la bellissima Verona. La seconda tappa del Giro del Veneto approderà nel cuore di Verona, città di origine preistorica rifondata dai Romani nel I secolo a.C. all'interno dell'ansa del fiume Adige, ha vissuto il proprio periodo più prospero sotto la signoria degli Scaligeri, passando poi sotto il governo della Serenissima Repubblica di Venezia. Dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, conserva nel proprio centro storico le testimonianze delle varie epoche che l'hanno resa un punto di riferimento artistico, politico e culturale. Dalla splendida arena, anfiteatro di epoca romana che sorge al centro della città rappresentandone il simbolo conosciuto in tutto il mondo, alla basilica romanica di San Zeno, passando per Porta Borsari, Castelvecchio e il Ponte Scaligero. Verona è oggi uno splendido museo a cielo aperto. Città poliglotta e produttiva, può contare su importanti attività industriali e su una prestigiosa sede universitaria. Punto di riferimento fieristico a livello mondiale con rassegne internazionali come Vinitaly, Fieracavalli e Marmomac Verona, è una delle città più sportive d'Italia. Sede di 2 edizioni dei campionati del mondo nel 1999 e nel 2004, ha recentemente ospitato ben 41 tappe del Giro d'Italia, ultima in ordine di tempo la cronometro individuale finale del Giro 2022, che consegnò la maglia rosa all'australiano Jay Hindley. Breathe in, breathe out. E dopo aver ammirato ancora una volta le bellezze della città che ospita l'arrivo, e non manca moltissimo, meno di 15 km dal traguardo, l'arrivo di questa seconda tappa del Giro del Veneto dedicato alla categoria juniores, i corridori al comando, gli 11 corridori che sono rimasti al comando, stanno viaggiando con un vantaggio di 1 minuto e 10 secondi nei confronti del gruppo. Come potete notare da queste immagini, ora c'è sì la necessaria collaborazione tra tutti o quasi tutti i componenti del gruppo di testa che si stanno alternando in testa al gruppo per fare il loro turno di tirata. Non tutti stanno collaborando perché arrivano nel frattempo anche indicazioni da parte delle ammiraglie di rimanere in alcuni casi al coperto. Tra coloro che non stanno collaborando anche uno dei corridori più attesi in questa manifestazione, che fa parte del gruppo di testa, Andrea Bessega della Borgomolino Vigni Fiorita, non perché non abbia la possibilità chiaramente di collaborare, ma evidentemente dall'ammiraglia è arrivata indicazione di rimanere passivo. C'è un gruppo numeroso, il Team Giorgi, composto da ben 3 elementi, e 2 elementi invece fanno riferimento alla Work Service Coratti, e sono le 2 formazioni che sono in superiorità numerica in questo gruppo di 11 atleti. Tutti gli altri sono isolati e pertanto la Borgomolino Vigna Fiorita ha deciso di lasciare Cristian Pavanello, il direttore sportivo, in questa fase, insomma, di mantenere Andrea Bessega sulle ruote, magari in attesa
magari la Borgomolino Vigna Fiorita, una delle formazioni che dietro si sta impegnando maggiormente per tentare di ricomporre la situazione e magari provare a lanciare Filippo Cettolin, il corridore più veloce della compagine trevigiana. Nel frattempo abbiamo anche alcuni riferimenti sull'altissima velocità con cui si sta pedalando, insomma siamo a 12-13 km al traguardo, sono 11 gli uomini al comando, il dorsale 36, lo sfortunatissimo portacolori del team Tiepolo Udine, Davide Zanutta, caduto proprio qualche decina di metri prima del passaggio al Gran Premio della Montagna, sta pedalando con un ritardo di 33 secondi, con 1 minuto e 17 il gruppo invece che sta inseguendo, un gruppo non compatto ma formato, ci comunica Radio Corsa, da una trentina di atleti, quindi le due asperità di giornata hanno comunque contribuito, oltre al grande caldo che sta diciamo accompagnando questa estate 2024 il nord Italia, oltre al grande caldo, e ci aggiungo anche un altro dato che sicuramente è importante da dare, la media oraria dopo 2 ore di gara, 43,600, quindi il caldo, l'altissima velocità, le asperità di questa seconda parte della tappa hanno contribuito a creare e a far emergere, diciamo così, la selezione che vediamo in atto. Nel frattempo abbiamo anche il passaggio al Gran Premio della Montagna, al secondo Gran Premio della Montagna in programma oggi, quello di Colognola ai Colli, un Gran Premio della Montagna di terza categoria. In prima posizione Tommaso Quaglia del team Giorgi, che già era transitato in prima posizione a Castelcerino, Gran Premio della Montagna di seconda categoria, quindi molto probabilmente indosserà la maglia di leader di questa speciale classifica. In seconda posizione dorsale 213 Nicolò D'Alessandro della società ciclistica Fagnano Nuova. In terza posizione dorsale 25 Andrea Bessega della Borgomolino Vigna Fiorita. Questi i passaggi al Gran Premio della Montagna di Colognola ai Colli, che era situato a poco più di 17 km al traguardo di Verona. Siamo ormai vicini agli ultimi 10 km di gara. Eccolo qui il cartello, lo vediamo anche noi, lo hanno visto un attimo fa anche gli 11 corridori che stanno guidando la corsa. Il loro vantaggio 33 secondi, l'ultimo aggiornamento sul dorsale 36, lo sfortunatissimo Zanutta, David Zanutta, che è caduto in prossimità dell'ultimo Gran Premio della Montagna. 1 minuto e 17 invece confermato il ritardo del gruppo. Ora c'è un nuovo aggiornamento dopo 86 km, quindi 2 chilometri fa, che vede il gruppo pedalare con 1 minuto e 38 di ritardo, quindi sta aumentando il ritardo del gruppo. Evidentemente non c'è quella necessaria organizzazione e direi anche quella evidentemente capacità di andare a chiudere su questo gruppo molto ben composto, che ora ha trovato la collaborazione per esempio anche di Andrea Bessega della Borgomolino, che evidentemente ha ricevuto indicazioni opposte rispetto a quelle precedenti, perché ora anche lui fa il proprio turno in testa al gruppo e il vantaggio continua a dilatarsi. Siamo in attesa anche di avere l'ok dalla regia per collegarci con gli speaker ufficiali della manifestazione. Gli speaker ufficiali della manifestazione, Ivan Cecchini e Giada Borgato, che come nel 2023 sono loro che accompagnano i tanti appassionati sia alla partenza sia all'arrivo delle varie sedi di tappa, e che tra poco dovremmo essere in grado di collegarci con loro per avere, diciamo così, per sentire anche che clima si sta respirando a Verona, che è in attesa dell'arrivo di questa seconda tappa, e del clima che si è respirato stamani a Cartigliano alla partenza di questa frazione di cui stiamo seguendo le fasi finali. Siamo a meno di 10 km dal traguardo, vantaggio degli 11 uomini al comando, che continua ad essere un vantaggio rilevante. Siamo sopra il minuto e mezzo di vantaggio, pertanto se non ci sarà una pronta e organizzata reazione da parte del gruppo, da parte di alcune formazioni del gruppo, attenzione, anche se dietro viene segnalato un gruppo principale con una trentina di unità, quindi non particolarmente folto, quindi non tutte le formazioni sono a pieno organico e soprattutto ce ne sono diverse
e tra queste anche di decisamente importanti, che sono rappresentate tra gli 11 uomini al comando e pertanto non collaborano alle spalle. Potrebbe essere questa l'azione decisiva di questa seconda frazione in attesa della tappa Spauracchio di domani. Ci portiamo avanti perché tra poco ci concentreremo sui preparativi dello sprint o sulla lotta che si creerà con il gruppo all'inseguimento. Domani è in programma la terza tappa, si partirà da Belluno, centro storico di Belluno, e si arriverà a Feltre dopo aver pedalato intorno al lago di Santa Croce, e si salirà nel finale al passo di Croce d'Aune, che è l'asperità più importante con i suoi 1015 metri, non solo della frazione di domani ma di tutta questa edizione del Giro del Veneto. Una frazione, quella di domani, la terza tappa, che ora vi do dei dettagli, che misura globalmente 117 chilometri con un dislivello di 1650 metri, un dislivello generale di 1650 metri, e dove si scalerà e terminerà il Gran Premio della Montagna, situato proprio a 14 chilometri dal traguardo finale di Feltre, il passo Croce d'Aune. Pertanto, insomma, la tappa più impegnativa di questa edizione del Giro del Veneto, che molto probabilmente andrà a delineare, anche per quanto riguarda la classifica generale, una sorta di classifica che potrebbe essere quella definitiva. Nel frattempo c'è un importante aggiornamento sul ritardo del gruppo, un gruppo di 30 atleti che è all'inseguimento degli 11 uomini al comando. Ritardo quando ci stiamo avvicinando agli ultimi 5 km di gara, esattamente siamo a 6 km dal traguardo, ritardo di 1 minuto e 36, quindi praticamente invariato. Ai meno 12 era di 1 minuto e 38, ai meno 7 di 1 e 36. È chiaro che con questa tendenza la previsione è abbastanza semplice: tra questi 11 atleti al comando ci sarà il vincitore di questa seconda frazione e anche colui che molto probabilmente andrà ad indossare poi la maglia di capo classifica, di leader della classifica generale. Aumenta il ritardo anche del dorsale 36, sfortunatissimo, lo ribadiamo, David Zanutta, che faceva parte del gruppo di testa. Erano in 12 gli elementi del gruppo di testa, che a qualche centinaio di metri dal Gran Premio della Montagna di Colognola ai Colli, purtroppo toccandosi con un altro concorrente, è scivolato a terra. Sta pedalando con 40 secondi di ritardo, 1,36 invece il vantaggio nei confronti del gruppo principale. Si sta entrando a Verona, nei confini amministrativi del capoluogo scaligero. L'arrivo, come vi ho raccontato in diverse occasioni, è posto proprio in Piazza Bra, di fronte all'Arena, quindi nel salotto buono della città scaligera, che ha ospitato, come abbiamo sentito anche nella cartolina, in diverse occasioni anche l'arrivo del Giro d'Italia, in una cornice assolutamente straordinaria, quella dell'Arena di Verona e della bellissima Piazza Bra, e che oggi ospita l'arrivo di questa seconda frazione del Giro del Veneto dedicato alla categoria juniores. 11 atleti al comando, informati che il loro vantaggio è comunque un vantaggio interessante, e vedete si è rotta quell'armonia che c'è stata negli ultimi chilometri, perché c'è chi sta elaborando qualche tattica per cercare chiaramente di muoversi al meglio in questo finale particolarmente complicato. Due formazioni hanno più di un componente, il Team Giorgi e la Work Service Coratti. 3 componenti per il Team Giorgi, 2 componenti per la Work Service Coratti, e chiaramente sulle loro spalle c'è la responsabilità maggiore, mentre siamo a 5 km dal traguardo proprio in questo momento. La responsabilità maggiore perché un po' tutti guarderanno a queste 2 formazioni che cercheranno di condizionare, fare leva sulla loro superiorità numerica per cercare di condizionare le mosse tattiche e strategiche in questo finale. Vedremo se ci sarà chi sarà in grado di cogliere l'attimo per provare ad anticipare. 5 km dal traguardo, 50 secondi
il ritardo del primo inseguitore, che è sempre David Zanutta, che continua a perdere terreno, d'altronde inevitabile, lui è solo, gli altri sono in 11. 1:23 su un altro quartetto che nel frattempo è uscito dal controllo del gruppo. Il gruppo principale, composto da una trentina di atleti, è cronometrato ad 1 minuto e 53. Pertanto ormai mi sento di dire fuori dai giochi il gruppo principale e anche il quartetto cronometrato ad 1:23. Nel frattempo il team Giorgi lancia un proprio portacolori all'attacco e si tratta di Martin Polania e Reno, che prende il largo facendo leva anche sulla superiorità numerica di questa formazione. E cerca di prendere il largo per cercare di aggiudicarsi il successo in questa frazione. Lui è atleta colombiano, tesserato appunto per il Team Giorgi, una delle formazioni più importanti del panorama della categoria, nella categoria junioris del panorama nazionale, arrivata in Veneto per cercare chiaramente di determinare con i propri atleti di grande qualità le varie classifiche, non nascondendo le proprie ambizioni che fin da questa seconda frazione, come possiamo notare, sono particolarmente elevate appunto le ambizioni. Ieri il Team Giorgi ha chiuso in quarta posizione nel cronometro a squadre di apertura di Padova, a 5 secondi di ritardo dalla Autozai Contri, che è rappresentata nel gruppo di testa dallo sloveno Valjavec, tra l'altro uno dei favoriti anche per la classifica generale, quindi non ci sarà spazio per Magagnotti, l'atleta più atteso oggi a Verona, soprattutto per le sue straordinarie doti di velocista, ma la formazione veronese appunto dell'Autozai Contri, che ieri ha conquistato il successo nel cronometro squadre di Padova, avendo uno degli atleti più rappresentativi della propria formazione in questo gruppo di testa, si è ben guardata da organizzare giustamente l'inseguimento alle spalle, quindi spazio a Valjavec, che vedremo se riuscirà a cogliere già oggi un importante piazzamento, ma che per la classifica generale è un atleta da tenere in particolare attenzione. Nel frattempo è stato raggiunto Reno Polania, quindi si ritorna ad una situazione di gruppo compatto. Siamo già entrati negli ultimi 3 chilometri, si sta entrando ormai nel centro di Verona e nella centralissima Piazza Brava, dove sarà posto il traguardo, ed è proprio Andrea Bessega, con un tentativo un po' telefonato che però si è immediatamente ravveduto. Andrea Bessega che è proprio sulle spalle, sulle ruote, scusate, di Valjavec, e sta curando particolarmente l'atleta sloveno Erazem Valjavec, con il dorsale 56. Sulla ruota di Valjavec abbiamo proprio Andrea Bessega, si mantiene in ultima posizione Tommaso Quaglia, che ha conquistato i 2 Gran Premi della montagna in programma in questa frazione, quello di Castelcerino e quello di Colognole ai Colli, e quindi andrà a vestire la maglia di leader della speciale classifica, maglia del Gran Premio della Montagna, che è quella beige sponsorizzata da Cherry Bank. Vedete come ci sia, ora è Tommaso Quaglia, sempre lui che con uno scatto prova a recuperare qualche posizione. Lungadige, si sta pedalando intorno alla cinta muraria della città di Verona e siamo ormai vicini all'ultimo chilometro. Ecco lo striscione, il triangolo rosso che indica agli atleti gli ultimi 1000 metri di gara, quindi se non ci saranno ulteriori tentativi
ci sarà uno sprint tra questi 11 atleti e cercheremo di capire chi andrà a cogliere la prima posizione e i vari piazzamenti con la nostra telecamera, chiaramente con Moto 1 guidata da Silvano Da Rosso, con Andrea Fina alle riprese. Dobbiamo mantenerci alle spalle del gruppo. Entra in funzione anche il drone gestito da Andrea Tonin proprio in questo passaggio sul ponte, sul fiume Adige, che anticipa tra qualche centinaio di metri l'ingresso poi successivo in Piazza Bra, dove è posto il traguardo. Ci siamo ormai, battute finali di questa interessante prima tappa in linea, seconda frazione di questa edizione del Giro del Veneto dedicato alla categoria juniores. Si sta arrivando proprio all'ingresso ormai della piazza. Queste immagini dall'alto sono suggestive e particolarmente spettacolari, ma non ci consentono di vedere con chiarezza quello che sta accadendo. E siamo ormai sul traguardo, attenzione, con l'uomo della BS Carrera che va a conquistare il successo. E per quanto riguarda la BS Carrera si tratta di Alessandro Milesi con il dorsale 115, che con un spunto ben piazzato proprio una cinquantina di metri dal traguardo. Qui rivediamo già se ci viene proposto un replay. No, qui siamo con la nostra telecamera fissa, con una delle nostre telecamere, che stiamo aspettando l'arrivo del gruppo. Successo di Alessandro Milesi della BS Carrera, che è riuscito, mi è sembrato di vedere anche Valiavez, che andrà sul podio. BS Carrera che ieri è stata terza. Probabilmente insomma, dovremo vedere e capire anche ora l'evoluzione che avrà la classifica. Arrivano altri atleti e arriva lo sfortunatissimo, perché faceva parte del gruppo di testa, Davide Zanuta, che taglia il traguardo in 12ª posizione. Altri corridori che stanno arrivando, ecco quel quartetto che vi dicevo era riuscito ad evadere dal controllo del gruppo, altri atleti che arrivano alla spicciolata, ci sono già distacchi di una certa rilevanza, e attenzione perché poi domani si dovrà scalare il Croce Down. Arriva il gruppo che nel frattempo si era ricomposto, non sono più le 30 unità di cui ci aveva informato Radio Informazioni, ma insomma è un gruppo molto molto più numeroso. Questo è il gruppo compatto, a parte qualche ritardatario che certamente ci sarà. E Alessandro Milesi è colui che ha conquistato il successo in questa seconda frazione. Queste immagini dall'alto, qui abbiamo il replay con lo spunto di Alessandro Milesi, che ha battuto sul traguardo proprio Valiavez in seconda posizione. Poi mi è sembrato di vedere i due portacolori del team Giorgi in terza e quarta posizione, con il dorsale 43 Martin Polania Erreno e Maria Ludovico Mellano, piazzato nei primi 10 anche Tommaso Quaglia. Quindi nonostante la superiorità numerica non c'è stata la capacità degli atleti del team Giorgi di, diciamo così, condizionare a proprio favore questo traguardo. Quindi bel successo di Alessandro Milesi, che va a conquistare la prima tappa in linea di questa edizione del Giro del Veneto. Ora abbiamo chiesto chiaramente anche a chi si occupa poi del protocollo di cercare, diciamo così, di svolgerlo in tempi televisivamente congeniali ed efficaci e funzionali anche alla nostra diretta. Nel frattempo chiedo alla regia, in attesa appunto delle interviste dei protagonisti e delle classifiche, delle varie classifiche generali e poi delle successive premiazioni, anche di andare con il secondo blocco pubblicitario. Però state qui che vi daremo un riassunto non appena rientreremo di quanto è accaduto in questa seconda giornata di gara. Prego la regia.
Il bello del ciclismo è che attraverso le gesta dei propri protagonisti riesce a raccontare tante storie e un intero territorio. Sei anche tu un organizzatore, perché non fai vedere la tua corsa in TV e sul web? AFC Media SRL è pronta per offrirti tutti i servizi necessari per la produzione video e per la sua distribuzione. Extra ciclismo, ciclismo web, sintesi, dirette con il commento da studio e i collegamenti sul campo. Insomma, le possibilità sono davvero tantissime. Non perdere tempo, scrivi ad AFC Media SRL. Eccoci con il replay di questo sprint a 11 che ha caratterizzato appunto l'arrivo di questa seconda tappa del Giro del Veneto. In prima posizione Alessandro Milesi e BS Carrera, è arrivato anche l'ordine d'arrivo ufficiale. In seconda posizione dorsale 213 Nicolò D'Alessandro della società ciclistica Fagnano Nuova. In terza posizione dorsale numero 2 Santiago Ferraro del gruppo sportivo Work Service Coratti. Siamo in attesa anche che i nostri inviati a Verona ci propongano le interviste con i protagonisti. Nel frattempo è il momento anche per ricordarvi gli appuntamenti, oltre a quello di oggi che abbiamo seguito e che stiamo continuando a seguire, di questo fine settimana, momenti e dirette con il ciclismo giovanile assolutamente importanti e da non perdere. Oggi abbiamo vissuto e siamo in diretta dalle ore 12 questa seconda tappa del Giro del Veneto a Cartigliano Verona. Domani sempre ciclismoweb.net vi proporrà la terza tappa del Giro del Veneto. Attenzione, tappa attesissima, la Belluno Feltre, con la scalata del Croce Down e del Passo Croce Down nel finale, la frazione, la terza di questa edizione del Giro del Veneto, che molto probabilmente andrà a delineare anche la classifica generale. Sempre domani vi proporremo Beta Cycling, quindi senza commento, la seconda tappa della 3 giorni fiumane Bannia-Clausetto, in diretta dalle ore 17, la diretta invece della tappa del Giro del Veneto dalle 13:30, segnatevi mi raccomando questi orari. Domenica sempre doppio appuntamento alle 11 con la terza tappa della 3 giorni fiumane Cimpello-Bannia, ore 11, invece dalle ore 13 la quarta e ultima frazione del Giro del Veneto della categoria juniores che stiamo seguendo, la Padova-Teolo, in diretta dalle ore 13. Pertanto segnatevi questi orari nei vari account social e siti di ciclismoweb.net. Potete avere, chiaramente se vi siete persi questa schermata, la possibilità di andarveli a rivedere. Siamo pronti anche per proporvi le interviste dei protagonisti e il nostro Andrea Fin non poteva che cogliere il protagonista principale di questa seconda tappa del Giro del Veneto, vale a dire Alessandro Milesi. A te Andrea. Alessandro Milesi, splendido vincitore qui a Verona. Com'è stato questo finale di corsa? Ma è stato un finale che non mi aspettavo. Infatti quelli del Giorgi erano in 3, hanno provato a anticipare più volte, per fortuna non sono riusciti a scappare. Siamo arrivati in volata, ai 250 metri sono partito e per fortuna ce l'ho fatta. Una tappa che si è rivelata più impegnativa del previsto? Sì, sapevo che c'erano queste 2 salite, non durissime, però che comunque si poteva fare selezione, infatti così è stato. Sono riuscito a tenere il ritmo dei migliori e poi giocarmi le mie carte in volata. Domani si va a scalare il Croce Down, sei pronto? Sì, dai, tenterò di tutto per difendere la maglia e tenterò di fare il miglior piazzamento possibile. Senti, a chi la dedichiamo questa vittoria? La dedico a tutta la squadra che mi aiuta sempre, ai miei genitori e ai miei allenatori. Grazie al vincitore, torna la linea allo studio a Silvio Martinello solo per qualche istante, perché poi abbiamo qui con noi anche il sindaco Damiano Tommasi.
Bene, riprendiamo la linea dallo studio. Abbiamo sentito un emozionatissimo ma allo stesso tempo felicissimo Alessandro Milesi che insomma, sta già pensando al domani, al dopo, a ciò che succederà. Si sta godendo questo straordinario successo, ma allo stesso tempo siamo in una corsa a tappe che per quanto riguarda la categoria juniores si limita a 4 giornate e domani è in programma la frazione più impegnativa, quella che propone nel finale il Croce Down, e pertanto Alessandro Milesi conosce bene le difficoltà. Ritorniamo da Andrea Finn che è con un ospite d'eccezione, il sindaco di Verona, è molto conosciuto agli sportivi, in questo caso parliamo di un ex calciatore. Tommasi, a te Andrea per l'intervista al sindaco della città scaligera. Grazie Silvio, sì, sono qui sulla linea d'arrivo con il primo cittadino di Verona, Damiano Tommasi, un Giro del Veneto che ha deciso di premiare il salotto buono di Verona. Sì, far assaporare ai ragazzi l'arena di Verona, chissà magari un giorno far tornare il Giro e anche per loro che sia di buon auspicio, ma la tradizione ciclistica e la passione dei veronesi merita anche investire sui giovani e avere qui l'arrivo di una delle tappe del Giro del Veneto Juniores è sicuramente per noi da stimolo e anche per loro mi auguro che possa essere di buon auspicio. Da sportivo, da veronese, quanto bello è vedere questi ragazzi 17-18 anni sfidarsi sulle strade della città? Sì, soprattutto in una corsa a tappe, credo che sia anche per loro molto stimolante e poi come ho detto insomma correre sulle strade dove magari in futuro si potranno avere anche gare più impegnative con altri traguardi sicuramente è stimolante e fa dare il massimo. Credo che oggi siano arrivati dando tutto e ci auguriamo noi come città di poter ospitare questi eventi perché lo sport, anche questo vissuto da spettatori, fa bene. 1999 campionati del mondo, 2004 lo stesso, altri 50 arrivi di tappa per il Giro d'Italia, oggi è arrivato il Giro del Veneto. Cosa c'è nel futuro sportivo di Verona? L'auspicio è di poter ospitare anche con stabilità eventi ciclistici di un certo tipo, sappiamo che la nostra città è carica di eventi e in questo periodo in particolare è anche carica di turisti e quindi non è semplice contemperare le esigenze di tutti, ma sappiamo che soprattutto Piazza Bra, l'Arena meritano davvero eventi sportivi unici e quindi ci auguriamo che il ciclismo continui ad esserci, continui a attraversare la nostra città, a vivere la nostra città e ci auguriamo che magari possano tornare anche queste competizioni internazionali di un giorno che hanno fatto tanto la storia del ciclismo a Verona. Grazie mille a Damiano Tommasi, grazie mille al primo cittadino di Verona, la città di Verona che oggi ha ospitato uno splendido arrivo. La linea torna allo studio a Silvio Martinello. È bello sentire questi amministratori particolarmente, diciamo così, attratti e disponibili nei confronti dello sport e del ciclismo in particolare. Ieri Padova con il suo appassionatissimo assessore allo sport Diego Bonavina, anche lui ex calciatore di grande livello. Oggi a Verona Damiano Tommasi, calciatore di altissimo livello ma appassionato anche di ciclismo e di sport in generale, che ha focalizzato l'attenzione appunto sull'importanza non solo dei grandi eventi ciclistici che Verona è abituata ad ospitare, ma anche riservate alle categorie giovanili, senza dimenticare il sindaco, il primo cittadino di Cartigliano, Germano Racchella, da cui questa frazione che vi abbiamo proposto oggi era partita alle 11 di questa mattina. Pertanto amministratori appassionati, attenti alle esigenze delle associazioni sportive e alle necessità dello sport giovanile. Ci fa questo particolarmente piacere. Mentre in attesa delle premiazioni ufficiali e anche delle varie classifiche generali, ammiriamo, grazie al drone che abbiamo a disposizione, le bellezze di Verona e questo passaggio sull'arena che oggi ha ospitato una decina di minuti fa l'arrivo di questa importante frazione del Giro del Veneto dedicato alla categoria juniores. Saranno ben 5 le classifiche, saranno 5 gli atleti che verranno premiati per indossare le varie maglie, oltre al vincitore di tappa. Chiaramente la maglia rossa della classifica generale sponsorizzata da Polo, la maglia beige del Gran Premio della Montagna sponsorizzata da Cherry Bank, la maglia verde della classifica dei giovani sponsorizzata da Gel Group, la maglia arancione dei traguardi volanti sponsorizzata da Salumi Coatti e
la maglia viola della classifica a punti sponsorizzata da Maglificio Giordana. Io vedo passare i titoli di coda, chiedo alla regia se questo ha un significato. Perfetto, infatti. Perfetto, allora noi questi titoli di coda hanno un significato perché con le premiazioni siamo un po' in ritardo, quindi le vedremo domani. L'appuntamento domani con il Giro del Veneto Juniores lo vedete in questa grafica, sabato 20 luglio, terza tappa Giro del Veneto Juniores, Belluno-Feltre in diretta dalle ore 13:30. Sempre domani su Beta Cycling proporremo anche la diretta senza commento della seconda tappa della 3 giorni di Fiumane, la Bannia-Clausetto, gara tappe dedicata alla categoria allievi. Appuntamenti anche per domenica 21 luglio, alle 11 la terza e ultima frazione della 3 giorni Fiumane da Cimpello a Bannia, e alle ore 13 in diretta con il sottoscritto e con la squadra di ciclismoweb.net per la quarta e ultima frazione del Giro del Veneto Juniores, la Padova-Teolo. Quindi ci vediamo domani. Domani vi proporremo anche le premiazioni che andremo a registrare, che si stanno verificando, che si verificheranno tra qualche minuto a Verona. Per oggi ci salutiamo, vi auguro una buona serata e l'appuntamento a domani ancora di nuovo, se lo vorrete, in nostra compagnia. Da ciclismoweb.net, da Silvio Martinello, un arrivederci a domani. Gesti quotidiani che diventano semplici e sicuri con le porte da garage Ballan. Perché le porte basculanti MyFusion assicurano la massima qualità costruttiva, silenziosità e un ottimo isolamento termico, con la sicurezza della marcatura CE. Porte basculanti per tutte le dimensioni di garage, perfettamente integrate in ogni contesto. MyFusion, le porte basculanti che tutti i garage si possono permettere. Con Ballan, il futuro è alle porte.